Oggi Oggi? le sfumature. Cos'è per te una sfumatura? Perché le sfumature di colore, le sfumature quelle dei Ma ora si usa in tutto, chatouche, quelli là che si fanno. ma si usa per tutte le cose, due sfumature di sport, due sfumature Sfumature, di come per cose, dire un tocco di, sì, come per dire un tocco ecco. di, esatto. Allora noi oggi vogliamo fare Le sfumature di? le puntine, come si chiamano quando c'hai le puntine, le cose? Che ne so? C'è un coccio. Ma un coccio di che? Una sfumatura di coccio. Oggi cucineremo qui. Nel Si coccio. chiamano le cose che Capito? hai, dai. E allora facciamo una cosa, io già mi sono portato avanti, ho messo della cipolla, i ceci che avevo messo a bagno e li sto andando e li mando avanti così, Sì, no? sì. D'accordo? Poi ci metto non come soffritto, ma come pezzo così del gambuccio di prosciutto Sì, crudo. Tu sai sì. che il gambuccio è Ha un sapore particolare, lo diciamo sempre. ed è la migliore parte, sinceramente, sai. E lo andiamo a mettere a dadini anche questo. Dadini, ecco. Così lo incontreremo nella masticazione di questo primo, che non sono lasagne, non sono fettuccine, No, sono simili alle lagane calabresi, solo Ah. che le lagane si fanno con la farina di farro, capito? Io invece le ho fatte facendo un impasto che abbiamo già fatto e hanno già visto i nostri telespettatori, Sì. con il pomodoro. col pomodoro. Che a me ci benissimo. piace. Questo Allora, quindi, Allora prendiamo questo. questo cos'è esattamente? È l'impasto di pasta, farina, uova e lo andiamo. E il pomodoro. Il pomodoro. È praticamente acqua di pomodoro che ci dà questa. Questo colore un po' rosso, diciamo. Sì, un po' rosso. Giusto? E andiamo di mattarello. Così. Bene, andiamo a stendere. Andiamo a stendere così. Così. Appena questo nostro cecione qua comincia a Stendersi per bene, diciamo. stendersi per bene, noi faremo queste pseudo lagane. Sì, lagane. Non sono né lasagne, sono le lagane calabresi. Ah, È un tipo di pasta calabrese fatta con il farro. lagane. Vedi che nel nostro impasto addirittura c'è pure pomodoro, c'è l'origano. Sì, vedo. Bellino, no? Molto. Vorresti un po' usare il mattarello, vero? Ma Va bene, dai. lascia stare. Ecco qua. Ecco qua, quindi abbastanza sottile. Sì, non proprio No? sottile. Cioè, diciamo, rispetto alla Non è classica pasta. da fettuccina È spessina. o da raviolo, da tortellino, no, è un poco più spesso. Ok, a questo Allora, punto a questo prendiamo punto. il tagliapasta che ce l'abbiamo. È quello? No, è questo? Sì, questo di qua. Questo? Lo vuoi zegana oppure normale? La sera Zegana. cos'è? Dai. Lo facciamo zegana. Zigelene. Zegana. 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 Fallo pure tu, sì? Vai. Zliganana. Zegana. Bravo. Di nuovo. Zliganana. Zegana è il bello che lo fa. Zliganana. Zegana. Fai un altro zliganana? Zegana. Dai, fallo un altro. Zegana. E vedi che però ti accompagna zliganana. Sì, col sì, è movimento. vero. E ora facciamo così, guarda. Quindi sono una Iniziamo. specie di maltagliati? Bravo, però noi li tagliamo bene. giusto? Facciamo così, guarda. 1, 2, Noi li facciamo rettangolari proprio. 3 e 4. Questo mettiamo da parte. Zegana. Questo mettiamo da parte. Zegana. Vedi? 1, Bravo. 2, 3, Quello che faccio io? 4, 5. Zegana. Vai, vuoi farlo anche tu? Faccio Vai. io? Sì, io nel frattempo do una mescolata Questo qui no. e sento come siamo di salsa. Sai cosa sono queste, Desi? Che sono? Bucce di parmigiano. Ah, la buccia proprio. Pulita È e vero, la andiamo a mettere dentro. E ha un suo perché, sai? Poi prendiamo un cucchiaio e andiamo ad assaggiare. Zigrine. Vedi che brava, te la sto facendo tutto uguale.
Gli metterei un pizzichino di sale. Così che ne è. Ecco. Bravo. Il bordino abbiamo detto no. Ma guarda che lavori che mi fa, guarda che no. Eh? Penso che ci basta. Ci Poi basta dici che non questo. faccio ormai questi due sliganà, non li faccio. No, poi sono assai. Vabbè, non li siglani, fai dai. ormai, dai. Siglani. Nel frattempo io prendo la padella che appartiene alla seconda ricetta. Vai, Spostati. prendi. Prendo questa padella, la metto qua. Mi dai un po' di olio, mon amour? A te. E andiamo alla preparazione per la seconda pietanza in coccio. Va bene, scusa amore. Vai. Eh? Guarda che ti ho fatto. Sono tanti però, sai. Però sono belli. Vabbè, la vuoi conservare, che ne so. Spolveremo un po' di farina sopra. Tutta però, brava, 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 così. Hai visto la mano? Che mano, ragazzi! Che mano di fata! Ma reciti una poesia. Non Una lo che so. ti ricordi, dai, da Non me ne bambino. ricordo neanche una. Quando studiavi a scuola, no, fermo. Da bambino, non ti ricordi? Dimmela tu, dai, che sei più bravo. Valentino te la ricordi? No, Oh Valentino, vestito di rosso. di nuovo. No? San Valentino, che ne so. Oh Valentino, vestito Vestito di nuovo. Di nuovo ti sei vestito. Svestiti, così continuiamo. È fatto così, ragazzi. Allora, senti, nel frattempo che stai facendo? Sto Raccontaci friggendo un attimo. misto di verdure che andrà a finire nella nostra terrina. Ma è una ricetta unica, quindi? O sono No, due sono ricette? due ricette. Due Queste ricette. stiamo andando avanti così, un po' di sale. Allora, un po' di sale. Sale qua. Qua. Grazie. Onion. Sposta questo, amore. Perché sta invadendo il mio campo. Io sto rimanendo Certo, questo è il mio settore. Sì, c'avevamo pure un settore. Non solo non fa niente, ha pure il settore. Vuoi tagliare tu? No, fallo tu. Così. Eppure tu lo sai fare, che non ti impegni. Che devi fare? Devi mescolare là? Vuoi che vada Devo io? andare- No, però. No? Allora, cipolla finemente tritata, dove la mettiamo? Delle Là, verdure. nelle verdure. Qua. E poi mettiamo anche l'aglio. Metà di questo va bene. Lo puliamo. E lo andiamo a mettere in quel soffritto di verdure. A parte, vedi quell'olio verde? Sì, cos'è Quello è un olio all'aglio, Ah, preparato con un'infusione di prezzemolo e aglio. e andiamo a saltare queste belle E verdure. andiamo a saltare queste verdure bene bene. Nel frattempo lui continua la sua cottura. Perfetto. E noi andiamo a mettere dentro la pasta appena Ecco, va egli bene. bolle o bollire o bollisce. Aspettiamo che bolle. Dimmi Come se bolle? Ma che c'entra? Bolle. Quello è il ballerino, scusa. Bolle. Tu mi hai detto vediamo se bolle. Sta bollendo! Sta a bolle e andiamo a mettere queste meravigliose lagane così. Voilà. Sister, sono Ti tante. aiuto? No, sono No, sono troppi? tante, sì, sì. Va bene, li conserviamo, dai. Sì, le conserviamo. Ma sai che forse le accoglie un altro po'? Un altro po' li metterei, Le dai. accoglie, dai. Perché no? Questo va. Ma il piatto non è finito qui. E che manca? Ah, ancora, poi ti faccio vedere. Le abbiamo messe tutte. Tutta E salute. vedi, ecco. sono tanti, alla fine l'abbiamo messi. E se andiamo in frittura, così. Ecco qua.
Desiree, abbiamo fatto un soffritto di cipolla, sedano, carote. Sì. Abbiamo messo i ceci che avevamo messo a bagno e bollito. Esatto. Li abbiamo cucinati creando questo bel brodo di ceci. Esatto. E poi abbiamo messo queste lagane al pomodoro. Bene. Anziché farina di farro sono solo lagane con farina di rimacino, uova e pomodoro. E questa cucina poco essendo pasta Sì, fresca, ma non giusto? abbiamo finito, sì, sì. Adesso stiamo facendo questo soffritto che servirà per la terrina, perché oggi cucinerei. Oh Terrina? mia bella Madonnina, Tipo un po' Val d'Aosta, che te brilla giusto? da lontano, sì, un po' sì, Un po' Val Valtellina. d'Aosta, Questa di qua. Allora andiamo a preparare il primo piatto che andremo a fare. Sì. Guarda. Mettiamo della fontina così, guarda. Ma che bello sto rumore che arriva, mi fa impazzire. sì. Mi fa impazzire. Allora, guarda che facciamo. Tagliamo questo. Così. Togliamo la buccia. La parte più dura mi daresti un mestolo? Certo. Grazie. Allora, un po' di brodo E vado a mettere questa così, guarda. e la fontina lì. Fontina qui, fontina qui, fontina qui, fontina qui. Parmigiano, così appena accennato in questo modo. Appena Nel appena. frattempo lei, Madonna, mi ci spolvera del pepe. Sì, un po' di pepe. Sì. Tu lo sai che in Cina c'è il pepe di Sichuan? Com'è il pepe di Sichuan? Sichuan è buono. Tu invece c'è il pepe di Sinistruan. Perché sono mancina io. Ecco qua, spegniamo. Ecco. Prendiamo questa meravigliosa pasta così. Le lagane, vedi che sono belle? Ma bellissime, veramente. Vedi che bel colore che danno? Ok, ma non finisce qua. Che facciamo? Fai fontina Lo anche facciamo sopra? così, così, così. Ma che bontà, mamma Così, mia. Quindi questa adesso si fonderà. Andiamo in forno. Ah, la metti in forno. Andiamo in forno. Così. Quanto sta in forno? 10 Ma minuti? una decina di minuti, il tempo che si fonde il formaggio. Allora, nel frattempo che facciamo? Vogliamo dare consigli per i consigli? Diamo consigli. Esatto. Dai, diamo i consigli per i E consigli. allora, consigli per i consigli, non fate cadere i cucchiai. No, 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 se no sono ospiti invitati. Che meraviglia, Allora. ma vedi quanta gente ci segue, dobbiamo ringraziare. Ah, a casa, sì, tantissimi. Dobbiamo ringraziare. Ho salutato oggi io. Hai salutato, come no? Sicuro, vero? Certo che hai salutato. Il pubblico non salutiamo mai, No, io lo saluto sempre e ringrazio i milioni di telespettatori che ci seguono, perché adesso siamo seguiti ovunque, È vero. ovunque. C'è un paese che si chiama il Limmitikitaka. Ma dove si trova? In provincia in di... un'isola di il Limmitikitaka. Cos'è? In Honduras? Dov'è? In Non Honduras assai, Duras poco perché non lo so. Comunque, sai, il Limmitikitaka, capito? Che ci sono circa 7 milioni di spettatori che ci Caspita, aspettano. no, limiti E qui abbiamo fatto questo soffritto che lo spegniamo. Allora, non andiamo a spegnere. dai, lo spegniamo. Perché dobbiamo fare un altro procedimento. Ci Prendiamo sono. innanzitutto la panna. La panna. La panna. Citotino non ha mai usato la panna. La panna vero? tu non l'hai mai usata? Però stavolta la uso La perché panna lo mi sapete, serve amiche mie, dove trovarla. per fare una cosa. Faccio questo, metto del parmigiano, Sì. così, prendo una frusta, eccola qua, picchiami così. E il parmigiano che E dice fai la una panna. besciamella non besciamella? No, niente di tutto Una questo. panna non panna? Niente di tutto questo. Una parmigiana non parmigiana? Sto facendo una specie di salsa di parmigiano, Una crema non crema? una specie di salsa di parmigiano. Di non parmigiano? Guarda, Vabbè. mi devi dare un poco di quell'olio all'aglio. Mi dai un L'olio all'aglio, cucchiaio? ragazzi, l'olio all'aglio, cioè, è scioccante, L'olio all'aglio.
Cioè, come si fa? Senti nel profumo. Con l'aglio, ovviamente. No, Un po', così, basta così. basta. Gli diamo quel profumo, Certo. così. Bello, e abbiamo fatto questa cremina, non cremina, di parmigiano con Bravo, l'aglio. bravo. E poi- Prendiamo e non queste verdure che abbiamo fritto in anteprima precedente. Esatto, sì, quelle là che abbiamo saltato in padella. Brava. Questa è la nostra terrina, dove andiamo a mettere Cosa? veramente così un filo po' di olio all'aglio. così, e basta. Poi prendiamo una schiumarola che ce l'abbiamo, Ma la questa? schiumarola, no? Vuoi questa? No, questa voglio, questa a buchi larghi. E andiamo ad adagiare queste verdure Messe così, così, tipo una ratatouille, come si chiama? più o meno. È una ratatouille, bravo. Solo che anziché essere arrostita, questa sinceramente È un po' fritta. Non un po', è fritta. Stavolta non usiamo la marisa perché l'olio in più non ci serve. Non ci serve. Facciamo così. Stai attenta a questo passaggio. Sto molto attenta. Prendiamo della mozzarella. Sì. Tagliamo la mozzarella La panna non panna. e andiamo a metterla a dadini. Posso fare un po' io? Sì, la tagliamo così, straffata. Anzi, l'assaggi se occorre un po' di sale, che io non l'ho assaggiata. E andiamo a mettere questa mozzarella così, guarda. Lo vuole un po' nonostante il parmigiano? No, è molto saporita, va bene. Va bene? Va bene. E guarda che abbiamo fatto. Allora, Guarda che quindi abbiamo fatto. Ma non finisce qua. verdure, mozzarella. 2 formaggi, Mamma mia, questo Che formaggio sono che brie? cos'è, ragazzi? brie e mozzarella. I miei 2 formaggi preferiti. Il brie lo andiamo a mettere così con tutta quella che voi sembrate Ah, anche buccia, la buccia non è metti? una buccia. Non si mette, non è buccia, quella si mangia? No, quella si mangia? mangia. Quella è edibile. Assolutamente edibile. Tra l'altro, Dare un pezzetto a me? no, No? no, tra l'altro questo formaggio viene venduto già avvolto in una carta per cui la buccia è protetta. Ora ti dico una cosa che tu Dai. neanche immagini. Guarda, Sono pronta. facciamo che sono 2 porzioni. 2 uova addirittura? È un piatto bello, questo è piatto unico per Mamma sempre, mia, capito? per sempre, cioè nel senso per un Questo è un mese. piatto invernale per sempre, adagiamo L'uovo, l'uovo così. qua, così, Aperto lì. lo adagiamo qui. Chiaro, queste Eccolo. sono 2 porzioni, signori miei, Certo. non scherziamo. Quindi Sono fatti a voi con mozzarella, marina chic. brie, le uova, Un pizzico di sale un po' di sale. su queste uova, così. Coliamo questo, Questo composto con la panna. Composto con la Dammi panna. questa a me. mi dai il cucchiaio grande, Grazie. Gentilissimo. Andiamo a mettere questa crema di parmigiano così. Vi ripeto, non è un piatto dietetico, è un piatto invernale. Direi di no. È da Valtellina, però una tantum si può fare, no? Che dici, si può fare o no? Ma certo che si può fare. Si può fare. Ok, Ecco lì. e lo andiamo a mettere in forno. Lo mettiamo in forno e voglio che tu adesso mi ricapitoli quello che abbiamo fatto 2 ricette, ragazzi. dall'inizio. Ma 2 Forza, ricette. Che stiamo facendo? Abbiamo fatto i ceci. forza, dai che tu rischi domani accompagnata da tuo padre, Allora, sai? abbiamo fatto i ceci I ceci? con quella pasta che si chiamava. Come fanno i ceci? Quella lì che non era la pasta Le normale. le Le ganiche. lagane. Le lagane. Le Le lagane. lagane. Perché Sì. sono rosse le lagane? Perché abbiamo Sono fatto rosse perché nell'impasto c'è anche il pomodoro. l'acqua di pomodoro. L'acqua Brava. di pomodoro, quindi non è che voi la vedete rossa e No, dite che scherzi. che cos'è questa cosa? Contaminata, È timida, no? rossa, No, no. è perché c'è fatta apposta. C'è Brava, l'acqua. brava. E che abbiamo fatto? L'abbiamo tagliata, l'abbiamo messa nei ceci con il gambuccio
di prosciutto. prosciutto. E le scorze di parmigiano. Bravo, che Poi danno un loro perché. vogliamo fare una ricetta un po', come dire, un po' valtellina, Abbiamo un messo po'... della Abbiamo messo fontina. che della fontina sotto, ceci con le laganiche, Lagane. sopra e ancora sopra cosa abbiamo messo, ragazzi? L'altro è inventato. L'altro è inventato. No, l'altra è la fontina. L'altra fontina mi fai confondere, Esatto. vedi? Messa Poi in l'abbiamo forno, messa in forno. e adesso poi vi faremo vedere come verrà. Tra poco faremo l'uscita Poi di abbiamo questi fatto un'altra ricetta che invece ha origini Origini originali. originali, brava. Molto originale. È una ricetta che parte dalla ratatouille, poi la puoi fare come Esatto. vuoi, melenzane, zucchine. Sarebbe una ricetta mezzopè. Che cos'è mezzopè? Mezzopè, in dialetto cosa sarebbe? Mio zio Mio Pippo. zio Giuseppe. Bravo, mezzopè, invece sono melanzane, zucchine e peperoni. Vabbè, ok. Vabbè. Allora, Il coccio mezzopè la vedrete molto particolare perché c'è la ratatouille, di verdure. c'è l'uovo addirittura. C'è il formaggio. Abbiamo fatto questa crema con la panna che sembra una besciamella col parmigiano, ma non è né besciamella né panna né crema di parmigiano, una cosa che poi vedrete. Brava, brava. Messa in forno, mischiata con una serie di formaggi, tra cui la brie, Brie, la mozzarella, basta. basta. Formaggi, brie Il e parmigiano mozzarella. abbiamo messo. Parmigiano, 2 uova e quella crema di E parmigiano. adesso, dopo queste preparazioni che abbiamo fatto per voi, vi scioccheremo. Veramente. Vai in forno, prendi. Dedico una poesia a Desiree. Che cos'è? Desiree, Eh, che più meglio non ce n'è. grazie, lo so. Non ce n'è. Grazie. Desiree, Sì? di più meglio di te. Grazie. Te. Ma quale te? Alla pesca, al limone, alla fragola. Ti pareva che parlavo di te? No, io parlavo di te. Ma hai detto Desiree? Hai detto Desiree? È una marca di te, il tè Desiree. Ma smettila, Più lo dai. prendi e più ce n'è. Il tè Dai, Desiree, prendi vediamo la a che ricetta. punto siamo con le nostre ricette. Diamo una bella pulita E torniamo e tra torniamo poco con per i nostri l'assaggio. piatti. Desiree, è come per Pronti, magia. pronti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pulito. Hai visto? E io Dai. vado a prendere ciò che Dai, vai a abbiamo prendere preparato. cosa abbiamo preparato. Eh? Questo per stupire gli ospiti, diciamo. Cosa? Abbiamo preparato. Le lagane con i ceci. Mamma mia, Non guarda toccare. il bollore proprio. Eccoci. E voilà, e questi sono i nostri 2 piatti al Pronti? coccio. Per cui Ecco. abbiamo detto 2 sfumature di coccio. 2 sfumature di coccio, ci Prendo sta i molto piatti. bene. Dai, andiamo ad assaggiare. Non Allora, mi puoi negare che in ambedue i casi io mi prendo il ci sta, cappello ci del sta, padrino. assolutamente, ci sta. Ecco qua, aspetta, no, non ci vuole il cucchiaio grande. Cucchiaio grande, vuoi? Eccolo qua. Guarda che meraviglia. Wow. Ecco qua. A voi, madame. È molto caldo. Je vous en secondo prie, me, sì, stai però- attenta che è caldo, esatto. Però con la forchetta questi piatti non si possono Mamma mia, mangiare. ragazzi. Hai ragione, Con la forchetta non si possono mangiare questi piatti. hai ragione. Che non prendi niente con la forchetta. Accompagno con un po' di cucchiaio, un po' di pasta, Ma faccio andare questo pezzetto di un po' gambuccio. di gambuccio. Questo pezzetto di gambuccio. E allora? Gambuccio. Bellino. Proprio veramente da chalet. Chalet? Da chalet in montagna. Non lo so. Chalet, ale. Possiamo andare avanti o devi continuare? Molto buono, impiatta quello nel frattempo. Dai, portiamoci avanti, ottimizziamo i tempi. Scusi se... Dai, Sì, mi perdoni. scusa. Pure... Buono. Sono pure rimproverato, capito? Mi dici in piatta a me, che lo Vogliamo dovrei dire parlare? io queste cose. La fontina sopra, eh? Esatto, sì. Mi scusi signora, sto... Prego.
Direttora, mi perdoni, ma Molto buono, ragazzi, provate. sì, devo Provate a lavare casa. questo. Lavo questo. Ok. E passiamo all'altro. Guarda che ti faccio. Buono. Metti l'uovo, metti l'uovo. Hai messo l'uovo? Ora io lo faccio andare. Va bene, dai, Prendi una ragazzi. forchetta. Prendi una forchetta. Fai così. E voilà. Ragazzi, guarda, ma ci vuole il cucchiaio qui. Certo. un po', Certo. ci vuole il cucchiaio. Allora? Una sciccheria, ti devo dire, guarda, veramente. Mettilo dentro quel pezzo di formaggio, non lo perdere. Che te lo dica a fa? Guarda, veramente Le salutiamo. Che dici? eccezionale. Le verdure va bene, mi devi dai. prendere però, se non mi senti le Saluta, va, verdure. saluta. Sentimi le verdure. Alla prossima. Bravo. Brava. Cioè, quando si deve dire, si deve È dire. più brava lei a mangiare o io a cucinare? Quando Questo si deve dobbiamo dire, si stabilire. deve dire. Lagane, ceci e gambuccio e scorze di parmigiano. Per le lagane, 200 g di farina di semola, 100 g di acqua calda, 70 gradi, un porro piccolo affettato sottile. Per il condimento, 300 g di ceci, 4 cucchiai di olio Evo, 200 g di gambuccio di crudo, 100 g di brie, 50 g di parmigiano, sale e pepe quanto basta, ratatouille di verdure al coccio, 2 peperoni, una melanzana, 2 zucchine genovesi, 2 uova. Per la salsa al parmigiano, 50 g di parmigiano, 50 g di panna da cucina,